Ma liberaci dal male è l'ultima invocazione del Padre Nostro a cui il Papa dedica la catechesi del mercoledì. Chi prega dice non solo chiede di non essere abbandonato nella tentazione, ma supplica la liberazione dal male. Riconosce dunque la presenza del maligno e la sua minaccia. Infatti la preghiera cristiana non chiude gli occhi sulla vita, è una preghiera filiale e non infantile. Non è così infatuata dalla paternità di Dio da dimenticare che il cammino dell'uomo è irto di difficoltà. Se non ci fossero gli ultimi versetti del Padre Nostro, come potrebbero pregare i peccatori, i perseguitati, i disperati, i morienti? L'ultima petizione è proprio la petizione di noi quando saremo nel limite, sempre. Il male sta intorno a noi come un leone furioso, spiega Francesco. È una presenza inoppugnabile, tanto che a volte sembra perfino più nitida di quella della misericordia di Dio. Lo stesso Gesù, spiega, ha sperimentato la forza del male. Ecco che cos'è l'uomo, un essere votato alla vita, che sogna l'amore e il bene, ma che poi espone continuamente al male se stesso e i suoi simili, al punto che possiamo essere tentati di disperare dell'uomo. Tuttavia, conclude il pontefice, il cristiano sperimenta anche che Gesù è dalla nostra parte e viene in nostro aiuto. Dal perdono di Gesù sulla croce scaturisce la pace. La vera pace viene da là. Dono del risorto è la pace, un dono che ci dà Gesù. Pensate che il primo saluto di Gesù risorto è pace a voi. Questa è la nostra speranza, la forza che ci dà Gesù, Gesù risorto che è qui, in mezzo a noi.